A Venezia è scoperchiato il vaso di Pandora con la truffa delle false licenze di taxi acqueo, denunciati un 67enne e una 37enne, rispettivamente padre e figlia, con il taxi di famiglia ora posto sotto sequestro. I due, per mantenere in casa la redditizia licenza di taxi acqueo, erano disposti a tutto, anche a falsificare i documenti di equipaggio, ma sono stati smascherati dai carabinieri del nucleo natanti di Venezia. Le indagini hanno messo in evidenza come i due, per salvaguardare il business familiare appunto, fossero riusciti ad indurre in errore anche l'autorità marittima. Esatta all'originale infatti la riproduzione della falsa licenza di navigazione e così dei titoli professionali e dell'autorizzazione a navigare. Ancora in corso l'attività di indagine con altri furbetti che avrebbero falsificato il ruolino di equipaggio o imbarcato marittimi dietro l'autocompenso per proprio tornaconto personale da una parte e dall'altra la possibilità di avere maggiori permessi e quindi scalare facilmente le graduatorie per aggiudicarsi eventuali bandi pubblici a danno dei soliti onesti, paradossalmente destinati a rimanere invece senza licenza comunale.